Il big match della quarta giornata che non ti aspetti. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta su PMG Sport Futsal da Mattia Esposito e Jacopo Persico. Pala Malfatti di Rieti, quarta di andata della Serie A di Futsal. In campo la capolista Caos Mantova sul campo della Real Rieti, che dopo 3 giornate di punti ne ha 6, subito a coinvolgere Jacopo Persico. Lo abbiamo definito così, il big match della quarta giornata, che alla vigilia forse nessuno si aspettava. No, assolutamente, se ci potevamo aspettare un Real con 6 punti in classifica, nessuno si sarebbe aspettato un Mantova all'insù, fin qui imbattuto, 2 vittorie, un pareggio. Ricordiamo che il pareggio per il Mantova è arrivato al Palapizza di Pesaro contro i campioni d'Italia in carica, quindi sicuramente sarà una sfida difficilissima per gli amarantocelesti. Ancora imbattuto il Mantova di mister Milella, dalla parte opposta il Real Rieti, che dopo la sconfitta all'esordio alla Pala Catania contro il Meta ha strappato 2 vittorie una settimana fa qui alla Pala Malfatti contro il Color Max Pescara, poi nel turno infrasettimanale nel campo neutro di Asti contro il Genova. Si fanno sentire intanto i tifosi della Real Rieti. Jacopo, peserà non poco per il Real l'assenza di Ramon, poi parleremo anche di questo Caos Mantova, anch'esso con un'assenza abbastanza pesante. Assolutamente, in questo momento era l'uomo in più per il Real. C'è Rafinha che anche questa sera va nelle rotazioni, quindi sicuramente può essere un cambio in più. Ci sarà Jeff in panchina, ma non crediamo che sarà del match. Avete appena, tra virgolette, ascoltato il silenzio della Pala Malfatti, minuto di raccoglimento per il presidente Squinzi del Sassuolo, che è scomparso poche ore fa, e dunque un minuto di raccoglimento prima dell'inizio di ogni gara. Parlavamo dell'assenza di Ramon per il Real Rieti, dall'altra parte out Ricordi, portiere titolare del Mantova. È arrivato adesso il fischio d'inizio, al suo posto il classe 98 Prado, Rafael per Fortino, 7 secondi, il Real Rieti è in vantaggio, la ruba Rafael, il sinistro di Rodolfo Fortino. Partenza migliore non poteva esserci per il Real, grande palla rubata di Rafael, ma poi Fortino è stato bravissimo con la puntata che si è spenta sotto l'incrocio dei pali. Subito in vantaggio il Real Rieti con il gol di Rodolfo Fortino. Se queste sono le premesse, sarà una grande serata di futsal qui alla Pala Malfatti. Matteus Parrella, pressato da Moura, costretto a rifugiarsi in rimessa laterale, ha iniziato con grande cattiveria agonistica questa partita il Real Rieti. Sì, inizio, come dicevamo prima, inizio migliore non poteva esserci. Questo sicuramente può essere un fattore positivo per il Real, che dovrà però essere bravo a mantenere la cattiveria agonistica con cui ha iniziato il match. Dimash, Parrella, Chitola, Matteus e Prado, il quintetto scelto da Milella. Dalla parte opposta il Real Rieti con pallone dentro intanto per Rafinha, che chance per il raddoppio del Real che schiera in quintetto Micoli tra i pali, poi ci sono Moura, De Luca, Rafael e Fortino che ha siglato dopo 7 secondi il gol dell'1-0. Parrella pressato, recupera il pallone il Real. Moura, occhio a Dimash qui che va in anticipo, prova ad andarsene. Dimash viene chiuso da Massimo De Luca, è buono il disimpegno, il pallone per Davide Moura che si ferma e la offre a Fortino. Rafael, De Luca dentro per Fortino, ancora per Rafael, muove bene il pallone il Real. Fortino, Rafael,
ancora dentro per il numero 20, le finte di Rodolfo Fortino che prova a girarsi e a calciare, viene murato, torna indietro da Moura, De Luca, Moura prova ad allungarsi il pallone, lo perde Moura che poi è bravo nel contrasto, occhio a Chitola che arriva con il destro, viene chiuso proprio da Moura e rimessa laterale, rischia di pagare un po' questo inizio difficile il Mantova che piano piano deve provare ad entrare in questa partita. Sì, sicuramente non sarà un gol dopo 7 secondi a togliere il Mantova dal match, è stato un gol inaspettato, abbiamo visto anche la reazione della panchina del Mantova, ma vediamo che pian piano il Mantova sta uscendo fuori. Dimash che sta facendo numeri impressionanti in questo avvio di stagione, è già a quota 5 gol e qui intanto va la conclusione, Micoli e poi Fortino a liberare, dicevamo Dimash che insieme a Douglas Nicolodi è il capocannoniere di questo campionato, qui la pressione di Rafael, occhio a Dimash e non solo. Leggendo la formazione del Mantova, Jacopo, capiamo che questa è tutt'altro che una sorpresa. Sì, la società ha costruito sicuramente un roster importante, ancora di più considerando che il Mantova è una squadra neopromossa, quindi non è, diciamo, alla vigilia, poteva essere una sorpresa. Poi andando a leggere i giocatori che il Mantova ha in rosa, sicuramente merita la posizione di classifica che occupa al momento. Fortino cambia per Rafael, dentro per De Luca, ben orchestrata questa azione dalla Real Rieti, buona anche la chiusura della difesa del Mantova che nell'unica gara esterna di questo campionato ha strappato un pareggio 4-4 contro i campioni d'Italia del Pesaro. Fortino ancora a recuperare il pallone, Moura lo difende, prova a girarsi, lo lascia lì per De Luca che calcia in diagonale, pallone toccato da Prado, sarà rimessa per il Real Rieti. 17:51, Real Rieti 1, Caos Mantova 0 dopo 7 secondi il gol di Rodolfo Fortino. Pallone dentro ancora per Rafael, chiude il Mantova, qui Moura con un braccio, fischiato fallo per il Mantova, già battuto Matteus, lui che con il Pesaro lo scorso anno ha vinto uno scudetto. Parrella, Chitola, Dimash, Parrella, Matteus, giro palla del Caos Mantova, Dimash vuole l'1 contro 1 su Moura che lo chiude in rimessa laterale, le indicazioni di Doda, la rimessa per il Caos, Matteus, Parrella, 17 minuti 25 secondi, 1-0 Real Rieti dopo 7 secondi, Robocop, Rodolfo Fortino che qui va a chiudere in rimessa laterale. Dimash scambia con Parrella, è buono il cambio di lato per Matteus, ancora Dimash, controlla le finte di Dimash che se ne va, viene chiuso con il raddoppio da Rafael che la mette in rimessa laterale. Adesso sembra passata la Buriana per il Caos Mantova che pian piano sta mettendo il naso fuori. Sì, sta iniziando a macinare gioco, lo fa appoggiandosi su quelli che sono i suoi uomini migliori come Dimas Parrel, ma anche Matteus, come ricordavi tu, l'anno scorso scudettato con il Pesaro. Sicuramente è una partita apertissima, come dicevamo prima il Real dovrà essere bravo a non abbassare quell'intensità che comunque sta mettendo fin qui. Ancora Moura preciso in chiusura su Parrella, adesso lascia il campo a Franco Jelovcic e questa, Jacopo, è una soluzione interessante perché di fatto il Real non ha centrali di ruolo in questo momento. No, formazione piuttosto offensiva, poche volte l'ha provata mister Duda, vediamo come risponderà sul campo questo quintetto messo in campo dal mister brasiliano. Voleva una trattenuta di Dimash, Rafael, fanno correre gli arbitri, sarà rimessa laterale per il Caos Mantova. Intanto le proteste di Rodolfo Fortino, gli arbitri sono Rocco Morabito di Vercelli, Vincenzo Brischetto di Acireale, mentre il crono è il signor Giampiero Turano della sezione di Roma 2, Matteus, Chitola, Parrella, pallone in avanti, controlla con il petto Jelovcic che spinge la transizione, Rafael rientra sul destro, prova a liberare la conclusione, occhio al contropiede lanciato da Parrella che la mette per Dimash, pallone troppo lungo e qui chance sprecata in contropiede dal Caos Mantova.
Sì, assolutamente gettata alle ortiche questa occasione, anche se è stato bravo Rafael a non intervenire e non rendere agevole il passaggio di Parrella, anche se sembrava un passaggio piuttosto semplice. La palla si è persa in rimessa laterale però. Rafael De Luca, pallone per Franco Jelovčić. Rafael vuole l'1 contro 1, cambia lato per Fortino. Vediamo se arriva il rimorchio di Jelovčić. Arriva adesso quello di Rafael che prova di prima con il destro, fa male la conclusione e poi chiede il cambio. Micheletto rientra sul sinistro, dentro per Parrella, prova a girarsi il numero 13 che calcia, trova il muro eretto da Rodolfo Fortino. Chitola, Micheletto, spalle alla porta, prova a girarsi, viene raddoppiato alla fine. Rafael la mette in rimessa laterale, fuori Fortino, dentro Avironi. Per Avironi a Genova è arrivato il primo gol ufficiale con la maglia del Real Rieti. Sì, aveva dato sicuramente buoni segnali nella trasferta di Catania, poi nella seconda partita con il Color Max Pescara era apparso un po' spento, sicuramente a Genova bene, è stato premiato con il gol, questa sera è chiamato a confermarsi. Rimessa laterale Real Rieti con Franco Jelovčić che scambia con De Luca. Moura dentro per Avironi, controlla il pallone, torna da Davide Moura. Jelovčić in banda, vuole l'1 contro 1 su Parrella, se ne va Jelovčić che la mette sul secondo palo. Bravo qui Franco Jelovčić, sarà corner per il Real Rieti. 15 minuti 12 secondi, 1-0 dopo 7 secondi. Rodolfo Fortino per il Real Rieti. Pallone scodellato per Jelovčić, dentro per Moura, è bravo Prado in uscita bassa. Buona questa lettura di Jelovčić che anziché forzare in un certo senso la conclusione mancina ha preferito appoggiare su Davide Moura. De Luca, pallone all'indietro per Franco Jelovčić. Micoli, Jelovčić vuole la posizione profonda di Avironi che sbaglia il tocco di ritorno. Prado, Micheletto, pallone per Parrella, c'è Cabeza in campo, occhio a questa conclusione, è bravo Giuseppe Micoli a respingere Parrella. Ancora a portare palla, scambia con un compagno di squadra, si muove Leleco, la lascia sfilare in rimessa laterale. Avironi torna in campo con la fascia di capitano Jeff e questa è una buona notizia per il Real Rieti. Sì, assolutamente a sorpresa, non l'avevamo dato in campo sia alla vigilia che anche in fase di riscaldamento, invece mister Duda lo manda, sicuramente è recuperato il capitano amaranto celeste. Come dicevi tu, è una buonissima notizia. Chi forse non vedremo sul parquet questa sera invece è Rizzi Raffigna, lo stiamo vedendo in panchina ma non si è neanche riscaldato fin qui. Jelovčić vuole l'1 contro 1, torna da Moura. Jeff ancora per Franco Jelovčić che vuole puntare di guida in banda, poi preferisce Avironi. Eccolo ancora Jeff, il movimento di Avironi, rientra sul sinistro, il pallone imbucato dentro, una palla meravigliosa di Jeff Avironi, secondo gol in 2 partite, 2-0 Real Rieti. Bravo Avironi Mattia, ma Jeff ha dato una palla letteralmente illuminante al numero 10 amaranto celeste, ha bucato la difesa del Mantova, poi Avironi è stato bravissimo a battere l'estremo difensore avversario sotto le gambe. Time out chiamato dalla panchina del Caos Mantova, 2-0 Real Rieti, è arrivato anche il gol di Avironi.
time out, tornano in campo le squadre subito dopo il gol del 2-0 realizzato da Avironi. Grande avvio di partita della Real Rieti, che sta sembrando molto sul pezzo, molto cinico questa sera, deve scuotersi invece il Mantova qui al Pala Malfatti. Pallone visionario di Jeff per Avironi, che ha siglato il gol del 2-0. Intanto qui è da ripetere la battuta, sono entrati in campo prima i giocatori della Real Rieti. Leleco, Di Guida, Micheletto, ancora per Loris Di Guida. Leleco, Micheletto, giro palla del Caos Mantova, Cabeza prova a girarla, ancora per Leleco, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Diciamo che l'idea è chiara: approcciare bene la partita, provare a lanciare subito un segnale al Mantova. E fin qui il Real ci sta riuscendo benissimo, perché il il Mantova ha avuto una sola vera occasione fin qui con il tiro di Leleco, dove è stato bravissimo Micoli. Il Real sta dimostrando di tenere benissimo il campo. Vediamo quanto riuscirà a reggere questi ritmi la squadra amaranto-celeste. Tanto qui la conclusione con il piattone destro di Loris Di Guida. Si prepara ad entrare anche Lucas Baroni insieme a Rodolfo Fortino per il Real Rieti. Jelovcic, Moura, pallone in avanti, troppo lungo per Franco Jelovcic. Sarà rimessa laterale per il Caos Mantova, che getta nella mischia Van der Salas, il terzo dei fratelli Salas, tutti nel campionato italiano. Intanto qui fallo in attacco commesso da Cabeza. Moura, Jelovcic, il movimento di Fortino, rientra sul sinistro Jelovcic, che prova a calciare. Prado ci mette la manona, pallone che probabilmente era comunque destinato fuori. Sarà credo rimessa laterale per il Real Rieti. Moura calcia, trova il corpo di Van der Salas. Ancora rimessa laterale, Real Rieti. Jelovcic controlla con il sinistro, calcia in diagonale, ancora Prado a metterci una pezza. Chiedeva un blocco di guida non sanzionato dagli arbitri. C'è Lucas Baroni in campo per Mister Duda, che sta per buttare nuovamente dentro Raffaella. Pallone scodellato per la conclusione al volo di Fortino. È arrivata praticamente una parata qui di Chitola. Baroni a battere la rimessa, all'indietro per Raffaele, tornato in campo il numero 11, dentro per Fortino, l'anticipo di Chitola in rimessa laterale. Baroni, Raffaele, Jelovcic, Baroni, ancora per Franco Jelovcic, Raffaele, Jelovcic, buono questo pallone per Baroni, che prova il cambio di lato. Ancora Jelovcic per Baroni, può spingere la transizione il numero 9, dentro per Raffaele, rimorchio per Jelovcic, mura la difesa del Caos. Ancora Jelovcic, le finte, alla fine perde il pallone Salas, tu per tu con Micoli, che è bravo a chiudere le gambe. Eccolo Peppe Micoli. Sì Mattia, qui abbiamo visto veramente una gran parata di Micoli, che ha salvato il risultato. È vero, è stata concessa una ripartenza al Mantova, ma sottolineerei l'azione del Real che ha portato al tiro Jelovcic. Si è immolato un difensore del Mantova, altrimenti la palla, il tiro del croato si sarebbe insaccato in fondo alla rete. Rimessa laterale qui per il Caos, che ha avuto poco fa la chance con Van der Salas, lanciato in 1 contro 0 praticamente con Peppe Micoli, che è stato bravo a chiudere le gambe e a murargli la conclusione. Chitola, Parrella, su di lui va Geffe, le finte di Parrella, Salas prova il tunnel, poi Jeff voleva appoggiarla per Lucas Baroni, sarà rimessa laterale per il Caos Mantova.
conclusione di Chitola, respinta da Fortino, rimessa laterale per il Mantova. Parrell, Chitola, Salas, Baroni dentro per Jeff che prova ad andarsene a Prado, che è bravo questa volta a leggere la situazione, ad uscire in scivolata e a toccarla in rimessa laterale. Jeff all'indietro per Micoli, Raffael, Fortino prova il pallone di ritorno a Raffael. Sembra molto bene in questa partita anche Rodolfo Fortino. Forse è la versione migliore fin qui che abbiamo visto in maglia Real, quella di Rodolfo Fortino nel vivo del gioco, in continuo movimento, ha aperto lui le marcature. Sicuramente è un Fortino molto vicino a quello che conoscevamo prima che approdasse a Rieti. Dimash dentro, l'anticipo ottimo di Raffael su Parrell, rimessa laterale per il Caos Mantova. Chitola, Van der Salas vuole sfidare in 1 contro 1 Jeff, rientra verso il centro del campo, va a sbattere contro Lucas Baroni che secondo gli arbitri ha commesso fallo, voleva battere velocemente. Qui Dimash da ripetere l'esecuzione del calcio di punizione. 11 minuti 11 secondi, 2-0 Real Rieti. Il gol di Fortino dopo 7 secondi e Avironi Parrell calcia diretto in porta, Micoli a mani aperte la mette con l'aiuto di Raffael in rimessa laterale. Parrell, Chitola, Dimash ancora per Chitola, Parrell spalle alla porta, Van der Salas ancora per Parrell, prova a sviluppare il gioco il Caos. Van der Salas prova ad andarsene con una finta, ha subito fallo secondo gli arbitri, fallo di Davide Moura, è il terzo fallo di squadra per il Real Rieti. 10 minuti 50 secondi, i 3 falli di squadra possono iniziare ad essere un dato considerevole in questa partita. Sì, da tenere in considerazione perché mancano ancora 10 minuti e 40 secondi, il Real ha già commesso 3 falli, comunque sono stati 3 falli, 2 sicuramente ben spesi, questo forse il terzo poteva evitarlo il Real, che dovrà essere brava a non commettere il quarto fallo, perché poi invece eccolo, lo abbiamo chiamato e Fortino ha commesso un quarto fallo piuttosto ingenuo perché Salas sembrava chiuso in banda. Questo porta il Real a 4 falli e adesso deve stare attenta perché dal prossimo andrà in bonus. E questo sì che è un fattore, quarto fallo della Real Rieti con 10 minuti e 21 secondi da giocare. Se li ha presi praticamente tutti Salas i falli sotto questo punto di vista. Ottimo impatto sulla gara per Van der Salas. Parrell a battere il calcio di punizione. La finta di Parrell che poi torna indietro da Chitola. Parrell, Salas pensa per un attimo all'1 contro 1, va da Dimash. Chitola, Van der Salas vuole le finte su a Massimo De Luca, ancora Salas, Parrell, Chitola, sta per tornare Mateus per il Mantova. Parrell se ne va con un tunnel, ancora Parrell la mette forte sul secondo palo, poi Fortino di testa ad appoggiarsi su a Giuseppe Micoli. Moura prova subito ad andare in avanti da Fortino e De Luca. Micoli va lungo per Rodolfo Fortino che la gira di testa, non era male questo pallone di Micoli, infatti si dispera Fortino. Dimash, le finte su a Moura, prova ad andarsene Dimash che si allunga il pallone, se lo trascina oltre la linea di fondo. Dopo un avvio difficile adesso la partita è tornata ad essere equilibrata, Jacopo. Sì, è
tornata ad essere sicuramente equilibrata, sia perché il Mantova sta mettendo il naso fuori dalla propria metà campo, ma il Real comunque si preoccupa maggiormente di non prendere il gol che riaprirebbe comunque la gara e cerca di offendere in ripartenza, anche se in questi ultimissimi minuti non abbiamo visto grandissime occasioni. Dimash, Mateus dentro per Leleko, prova a scodellare Parrella, in pressione su Leleko va Avironi, Mateus dentro, recupera Massimo De Luca che al sinistro aperto preferisce appoggiarsi, Jelovcic, Avironi porta il pallone, si ferma il numero 10, torna da Massimo De Luca, pallone toccato, occhio qui al caos con Parrella che voleva l'inserimento di qualcuno all'altezza del secondo palo. Occhio al caos Mantova che ha i colpi per fare male a qualunque squadra di questo campionato. Avironi per Franco Jelovcic, rientra sul sinistro, le finte del 19, surplus Raffaella, pensa all'1 contro 1 su Parrella, Jelovcic, De Luca chiuso all'angolo, perde il pallone, prova a sprintare in difesa, occhio a Parrella che era scappato in contropiede, troppo lungo il pallone che gli ha servito Bueno, e intanto arriva il primo time out chiamato anche dalla panchina della Real Rieti. 8 minuti 32 secondi, la partita sta leggermente cambiando, Jacopo. Sì, era anche un po' normale perché comunque il Real non poteva tenere quell'intensità che ha messo in avvio di gara, ma comunque gli amaranto celesti stanno tenendo benissimo il campo. In questo momento mister Duda ha preferito fermare il gioco perché sicuramente c'è qualcosa che non gli sta piacendo, che ha visto dalla sua squadra in questi ultimi minuti. Il Mantova dal canto suo con il suo gioco sta provando a riaprire la gara, comunque è ancora lunghissima, mancano 8 minuti e 32 secondi per chiudere questo primo tempo, poi c'è tutta una ripresa da giocare. Il Real Rieti in questo momento è stato molto bravo a limitare le bocche da fuoco del Mantova, soprattutto negli uomini di Parrell e Dimash. Intanto vediamo che il time out è terminato, quindi riprenderà il gioco con la sfera in possesso del Real Rieti. Sarà rimessa laterale per il Real Rieti dopo il time out di Duda. Arbitri a colloquio con la panchina del Real. Rafael, pallone per Franco Jelovcic, corto per Micoli che vuole andare lungo da Avironi, è buono il controllo del numero 10, all'indietro per De Luca, Jelovcic, De Luca, Rafael, Avironi voleva restituirgli il pallone, Raffaele però era andato incontro anziché muoversi sulla profondità dettata invece proprio dal passaggio di Avironi. Mateus, Parrella, Leleko, ancora Parrella, Bueno, Parrella, Leleko, ancora per Parrella, Mateus, il giro palla della Mantova, Bueno per Parrella, Leleko, capitano della Caos Mantova. Occhio qui a Parrella che prova ad andarsene a Avironi, mette dentro il pallone, Avironi evita il calcio d'angolo ma concede la rimessa laterale al Caos Mantova. Mateus calcia, Micoli risponde e poi De Luca spazza via il pallone. Mateus all'indietro per Leleko, ancora Mateus, Bueno vuole l'1 contro 1 su Jelovcic, calcia, trova Micoli, attento sul primo palo, occhio qui al pallone perso. Rafael, Avironi, ancora per Rafael, adesso però sta venendo fuori il Mantova. Avironi, Jelovcic, Raffaella prova ad andarsene con un sombrero a Bueno che di faccia praticamente
mette in rimessa laterale. Rafael De Luca, Jelovčić, ancora per Rafael, doppio scambio tra i due. De Luca, Rafael, ancora per Massimo De Luca che cambia lato per Avironi, che viene chiuso in rimessa laterale da Leleco, che si scusa con gli spettatori del Palamalfatti. Rafael, Moura, Jelovčić, è tornato in campo Rodolfo Fortino che prova a girarsi, se ne va Fortino, la mette sul secondo palo. Prado prova a uscire, a spingere il contropiede. Bueno qui si incarta sul pallone. Micoli per Rafael, la chiusura di testa in rimessa laterale da parte del Mantova. Ha rischiato qui Prado, che però si è fatto vedere con personalità. Sì, assolutamente giocata di personalità. Poi Bueno è stato meno bravo a premiare l'inserimento del portiere, perché comunque una volta superata la metà campo l'estremo difensore del Mantova era senza marcatura. È stato bravo poi un giocatore ad andare in copertura e evitare che il Mantova subisse il terzo gol. Rimessa per il Real, 6 minuti 26 secondi. Ovviamente vi invitiamo a commentare la diretta di PMG Sport Futsal. Intanto occhio qui a questo pallone dentro, infrazione di 4 secondi fischiata Franco Jelovčić. Vi invitiamo a commentare la diretta di PMG Sport Futsal se avete domande, curiosità. Poi vi chiederemo anche quello che secondo voi è il migliore in campo. Bueno, Salas, Micheletto, Chitola, dentro per Bueno che prova a girarsi. Di Rafael, l'ultimo tocco secondo gli arbitri. Chitola all'indietro per Micheletto, finta la conclusione con il sinistro, si ferma, torna da Chitola. Micheletto, Van der Salas, pressato da Moura, ancora Van der Salas. Chitola non riesce ad avanzare il Caos Mantova, ci prova adesso con Salas. Micheletto, pallone sul destro, Rafael è lì, lo aspetta, mette in rimessa laterale. 5 minuti 46 secondi, 2-0, sarà rimessa per il Caos Mantova. Se ne occupa Micheletto che scodella. Moura di testa, si allunga il pallone, spinge la transizione. Moura si fa rimontare alla fine da Salas. Sarà corner per il Real Rieti. È arrivato stanco Moura dopo la cavalcata. Sì, assolutamente non ha esitato troppo, è stato bravo il difensore del Mantova a chiudere. Comunque da sottolineare che l'azione in fase difensiva di Moura, bravissimo a contrastare il gioco, a far ripartire. Intanto Fortino ci prova con il sinistro, la palla viene respinta dalla difesa del Mantova e poi è bravissimo Micoli a uscire e ad evitare che Bueno prendesse la sfera e si involasse verso la sua porta. Micheletto, Van der Salas, Dimash vuole l'1 contro 1 su Jelovčić, dentro ancora per Van der Salas, pressato, Fortino recupera l'indietro per Jelovčić. Moura, Fortino prova a tornare indietro da Moura, arriva il raddoppio vincente di Salas. 5 minuti 16 secondi, rimessa laterale per il Real Rieti. Jelovčić per Baroni che arriva in corsa e calcia, trova ancora la scivolata di Van der Salas e la rimessa laterale. Baroni, Moura pensa all'1 contro 1, poi torna da Franco Jelovčić. Lucas Baroni, Jelovčić pressato da Micheletto, può tornare indietro da Micoli, pallone lungo per Fortino che lo controlla male con il petto, si dispera Rodolfo Fortino. Era buono questo pallone di Micoli. Van der Salas, 4,50 da giocare nel primo tempo. Micheletto tiene in campo il pallone al piccolo trotto, lo serve a Yuka Chitola. Van der Salas, Micheletto ancora per Chitola che porta il pallone. Micheletto
Dimash prova a scambiare con Chitola, si chiude la difesa della Real Rieti, prova ad andare Lucas Baroni che guadagna la rimessa laterale, pronto a tornare GF per il Real Rieti, lo fa in questo momento al posto di Franco Jelovcic. 4 minuti 23 secondi, 2-0 Real Rieti. Moura, Baroni, GF controlla con il sinistro, va indietro da Micoli, si aspetta il movimento di Rodolfo Fortino che arriva puntuale. Qui GF voleva il pallone lungo per Davide Moura. È chiaro che in questo momento, in questo tipo di azioni, si fa sentire l'assenza di Ramon Buenardite. Assolutamente, perché lo abbiamo visto soprattutto nelle ultime 2 partite, soprattutto nelle fasi di stanca del match come questa. Era l'uomo del Real in grado di spaccare, di accendere nuovamente la partita con le sue giocate, e si fa sentire la sua assenza fin qui. Comunque il Real sta sopperendo benissimo alla mancanza del numero 6. Micheletto dentro per Cabeza, Chitola se ne va solo per un attimo a Rodolfo Fortino che gli sporca il pallone in rimessa laterale, poi anche Uchiatace a Chitola. Dimash se ne va a Moura, dentro per Cabeza, pallone fuori per Micheletto che calcia con il sinistro, fa muro la difesa della Real Rieti. Le indicazioni di Duda a Lucas Baroni, 3 minuti 34 secondi, sta per tornare Parrella per il caos. Dimash scambia quasi involontariamente con Chitola, Micheletto, Dimash dentro per Cabeza, spalle alla porta, difende il pallone, torna da Dimash, Yuka Chitola, Dimash dentro per Cabeza, arriva la chiusura di GF, rimessa laterale ancora per il caos, 3:16 da giocare nel primo tempo. Chitola, Micheletto vuole puntare in 1 contro 1 Lucas Baroni, ci ripensa, offre ancora il pallone a Chitola, Dimash prova ad andarsene a Moura che è ancora bravo a chiuderlo in rimessa laterale. A differenza delle ultime 2 gare, Real Rieti molto sul pezzo nella fase difensiva. Sì, lo dicevamo in avvio di gara, era un po' questo quello che si chiedeva al Real, di stare sul pezzo per tutti i minuti. Fin qui ne sono passati poco più di 17, dobbiamo dire che il Real ha tenuto benissimo il campo, ha offeso quando c'era da offendere, sta soffrendo nel momento in cui c'è da soffrire. Cabeza qui prova ad andarsene con un tunnel a GF che fa in tempo a chiudere le gambe. Fuori Fortino, dentro Avironi, sta per tornare anche Rafael per il Real Rieti. Chitola, Parrella, Dimash con il attacco, bella giocata, poi il pallone di ritorno è splendido, ancora in chiusura nella lettura difensiva. Quanto è mancato GF a questo Real Rieti. E quanto è importante, Mattia, averlo recuperato, perché sicuramente con la sua esperienza lì dietro sarà un giocatore fondamentale nelle rotazioni di Mister Duda. Cabeza a lottare con GF, fanno sportellate i 2, alla fine la conclusione fuori da parte di Cabeza. Rafael, GF, Moura dentro per Avironi, il pallone di Moura però è troppo lungo, si è un po' fermata la produzione offensiva della Real Rieti dopo il gol del 2-0. Intanto pallone che non è uscito dall'area di rigore, da ripetere, la rimessa dal fondo per le mani di Prado. 2 minuti 17 secondi, 2 come i gol di vantaggio della Real Rieti. Fortino e Avironi, GF difende il pallone dall'assalto di Dimash, trova lo scarico su Moura, occhio qui, brutto pallone perso, Dimash le finte, alla fine Moura, Avironi, ancora il passaggio intercettato da Parrella. Cabeza calcia, ancora Moura, chiuderlo in rimessa laterale, sta sbagliando adesso un po' troppo in uscita il Real. Sì, in questo caso è stato bravissimo Moura a impedire a Dimash di calciare praticamente a botta sicura dopo aver saltato GF, però il Real sta sbagliando troppo in fase di uscita e questo non deve accadere, perché potrebbe concedere delle facili occasioni alla Mantova. Rafael si ferma, pallone a Davide Moura, De Luca, Rafael dentro per Avironi che si gira, ancora Avironi,
doppietta del numero 10 classe 2001. Benvenuto a Rieti, Avironi. Che giocata Mattia, suolata di destro e poi con il sinistro ha battuto il portiere del Mantova. Solo applausi per questo classe 2001. 3-0 per il Real Rieti, doppietta di Avironi. Pallone dentro per Cabeza, Leleco, pallone dentro per Dimash. Jelovčić difende il pallone che però è uscito secondo gli arbitri. 3-0 potrebbe essere una mazzata per il Caos Mantova. Dimash scambia con Parrell, altro pallone perso, Avironi, De Luca, Micoli prova ad andare lungo per Jelovčić, l'anticipo di Parrell, Cabeza per Dimash che calcia e infila il pallone all'incrocio dei pali, ancora una volta splendido Dimash, in un secondo ha controllato il pallone e lo ha scagliato all'incrocio. Sì, qui c'è, se prima avevamo fatto gli applausi per Avironi, c'è da fare gli applausi per Dimas che è stato bravissimo e questo è un gol fondamentale per riportare subito dentro il match il Mantova. 3-1, gran gol di Dimash al Pala Malfatti. Jelovčić per Avironi che questa volta sbaglia il controllo. Leleco, Dimash, su di lui c'è De Luca, ancora per Leleco. È fermo il cronometro al Pala Malfatti, per questo le proteste della panchina della Real Rieti. Qui Avironi in chiusura. Bisognerà recuperare qualche secondo. Rimessa laterale per il Caos Mantova, vediamo se il cronometro è ancora fermo, riparte in questo momento Dimash, pallone per Cabeza, Leleco, Cabeza, calcia con il destro, lo chiude Avironi in rimessa laterale, 18 secondi da giocare nel primo tempo, 3-1 Real Rieti, Fortino, poi doppietta di Avironi e poi il sesto gol in campionato di Dimash per il Mantova. Parrell, Cabeza sul secondo palo, chiude Jelovčić, è arrivato il fallo e poi Micoli qui a tu per tu con Cabeza, è andato a dire qualcosa al giocatore del Caos Mantova, un cartellino giallo a testa. Cabeza che è andato a calciare a gioco fermo, se l'è presa un pochino Peppe Micoli che ha rimediato un cartellino giallo. De Luca a battere il calcio di punizione, ultimi 14 secondi. De Luca, Jelovčić porta il pallone nella corsia centrale, lo offre a Rafael, pallone ancora per Massimo De Luca, dentro per Avironi, provvidenziale la chiusura di Parrell, ben gestita questa azione dalla Real che ha 6 secondi per provare a fare qualcosa su questo calcio d'angolo. Avironi la mette dentro per Rafael che non riesce a controllare, ultimi 5 secondi del primo tempo, 3-1 Real Rieti. Prado, pallone in avanti direttamente dalle parti di Peppe Micoli, arriva la sirena a sancire la fine del primo tempo al Pala Malfatti, 3-1 Real Rieti, solito flash di Jacopo Persico.
Sicuramente un buon Real, il Mantova è stato bravissimo con Dimas a trovare il gol che l'ha rimessa nella gara, sarà un secondo tempo tutto da seguire. Un attimo di pausa, poi torniamo per il secondo tempo dal Pala Malfatti di Rieti. Bentornati alla Pala Malfatti di Rieti, siamo sempre live su PMG Sport Futsal, sta per iniziare il secondo tempo di Real Rieti Caos Mantova, si ripartirà dal 3-1 per la formazione Amaranto Celeste che si era portata sul 3-0, poi è arrivato il gol a meno di un minuto dalla fine di Dimas ad accorciare le distanze dopo il tris Real con Fortino e la doppietta di Avironi. Aspettiamo il fischio d'inizio e intanto ne approfittiamo per salutare il piccolo Francesco, 10 anni, grande appassionato di futsal che ci segue live su PMG Sport. È arrivato adesso il fischio d'inizio del secondo tempo. Real Rieti con il primo pallone della ripresa, De Luca, Rafael dentro per Fortino, sbaglia però il passaggio, Rafael sarà rimessa per il Caos Mantova. Di guida, Chitola, di guida, pressato Moura, Fortino, Davide Moura, ha il pallone sul sinistro, prova a scagliarlo, poi va a lottare, alla fine arriva l'intervento in gioco pericoloso, sarà calcio di punizione per il Real Rieti, fallo che però non verrà accumulato come da regolamento, punizione indiretta, dunque semplice calcio di punizione senza fallo accumulato per il Real quando se ne sono andati i primi 19 secondi del secondo tempo. C'è Moura sul pallone, si allontana, Fortino dentro per Moura che la mette sul primo palo, Prado risponde presente, la allunga con le mani in calcio d'angolo. Moura dentro per De Luca che ha una grande chance con il sinistro, pallone alto di poco, ottima chance per il Real Rieti. Di guida prova ad andarsene, il pallone dentro per Bueno, troppo lungo, la sesta di Loris di guida. De Luca, Rafael ancora per Massimo De Luca, Rafael dentro per Fortino che tiene in campo il pallone, lo offre a Massimo De Luca. Moura prova a liberare il destro, si ritrova lì il pallone, poi prova a calciare al volo Davide Moura, stava sfiorando un gran gol il numero 2 della Real Rieti che qui va in anticipo forte su Bueno. Non abbiamo ancora visto in campo in questa partita Andrea Romano, vediamo se ci saranno minuti per lui in questa ripresa, Jacopo.
Sì, forse un po' inaspettatamente dopo i minuti che Duda gli aveva concesso ad Asti contro il Genoa. Per il giocatore reatino era arrivato anche il gol, un gol importante perché era quello del 2-0. Intanto Matteus calcia di sinistro, la palla sbatte addosso a Moura e finisce in fallo laterale. Ritornando a quanto dicevamo, vedremo se nel secondo tempo il mister brasiliano concederà spazio a Romano. Matteus calcia con il sinistro, c'è stata deviazione di Massimo De Luca. Matteus dentro per Bueno, troppo forte il pallone di Matteus. Micoli va lungo da Rafael, il controllo, le finte di Rafael che viene chiuso da Matteus in rimessa laterale. 18 minuti 52 secondi. Non è la prima volta che Micoli, una volta riconquistato il pallone, provi subito a spingere la transizione delle reti. Intanto qui Fortino calcia, sarà corner. Sì, assolutamente, il Real sembra aver iniziato questo secondo tempo come aveva iniziato il match. Vedremo se questo avvio, come nella prima frazione, porterà i frutti dei gol del Real. Intanto il destro di Fortino si perde alto sopra la porta di Pardo. Matteus di guida, pressato da Rodolfo Fortino che gli sporca il pallone. Sarà rimessa dal fondo per le mani di Prado. Yuka Kitola, Bueno prova ad andarsene con una finta a Moura, ci riesce, ancora Bueno, rientra sul sinistro, calcia, Micoli tiene lì il pallone. De Luca, Moura prova ad andare lungo, colpisce la parte alta del pala Malfatti. Come da regolamento, rimessa laterale per il Caos Mantova. Di guida all'indietro per Matteus, di guida, Yuka Kitola, Bueno è ancora bravo ad andarsene con una finta. Kitola di guida, Kitola ancora per Bueno, pressato da Moura, sarà rimessa laterale per il Mantova. Stavo per dire, in questo avvio di gara Milella stava rinunciando a Dibas, buttato adesso prontamente nella mischia. Sì, penso che ci rinunci solamente se il numero 77 abbia qualche problema, perché veramente lo stiamo vedendo, comunque è il giocatore in più di questo Caos Mantova e il Mantova deve comunque a una sua gran giocata il fatto di essere pienamente nel match e di aver iniziato questo secondo tempo. Intanto il sinistro di Matteus che si stava per insaccare sotto la traversa, anche se era centrale, è stato bravissimo Micoli a deviare in calcio d'angolo. Buon riflesso qui di Giuseppe Micoli, si scalda. Intanto Avironi sta per tornare, Capitan Jeff. Kitola scambia con Dimash, occhio ancora a Dimash, è bravo Micoli ad accucciarsi, poi Moura provato forse a spazzare più che una vera e propria conclusione in porta. Prado, Kitola, Matteus, ancora per Kitola, Dimash prova l'imbucata, il corpo di Davide Moura, la rimessa laterale in favore del Caos Mantova. Matteus prova a girarsi, offre il pallone a Yuka Kitola, giocatore finlandese del Caos. Dimash pressato da Moura che gli sfila ancora una volta il pallone. Micoli prova ad andare lungo da Rodolfo Fortino, Prado lascia sfilare sopra la traversa il pallone. Tornato Jeff, sarà lui ad occuparsi di Dimash che nel primo tempo ha segnato il suo sesto gol in campionato. Parrella, pallone in avanti, De Luca, Parrella di testa, allunga per Dimash, pressato da Jeff, poi pallone che sbatte sulla fascia di Massimo De Luca e termina in rimessa dal fondo. È pronto Avironi a tornare in campo, crediamo, al posto di Rodolfo Fortino. Parrella, Matteus, Dimash con il tacco, fa correre ancora Parrella, su di lui c'è De Luca, Parrella, Kitola prova a rientrare sul sinistro, Micoli costretto ad allontanare il pallone che finisce direttamente in tribuna al pala Malfatti. Adesso il Caos Mantova sembra aver trovato fiducia dopo il gol del 3-1.
Sì, ripetiamo ancora una volta che quel gol è stato fondamentale per gli ospiti, che adesso comunque stanno prendendo il predominio del campo, stanno cercando di trovare la via del gol, un secondo gol che riaprirebbe completamente il match e cambierebbe l'inerzia della gara, anche se in questo momento il Real sembra un po' in sofferenza con il Mantova che sta stabilmente nella metà campo degli amarantocelesti. 16 minuti 33 secondi. Van der Salas ha provato a saltare in 1 contro 1 Roni, che non si è fatto sorprendere. Gabriel Salas si fa vedere e ricevere ancora Gabriel Dimas. Salas dentro il pallone, l'anticipo di De Luca che la lascia lì per Avironi, che la spizza ancora un po', però il possesso è sempre della causa. Gabriel Dimas, Parrell ancora per Gabriel, Van der Salas muove il pallone, il caos Mantova. Jeff qui va a chiudere, finta la conclusione, la mette per Rafael, sbagliato però il pallone di Jeff. Parrell, la pressione di Avironi che gliela sfila, prova a rientrare sulla destra, si ferma, la mette per De Luca, ancora il pallone lì, chiedeva il fallo il giocatore della Real Rieti. Jeff a lottare con Parrell, alla fine Rafael a spazzare e adesso è una battaglia al Palamalfatti. Sì, è sicuramente una battaglia, sta salendo l'intensità agonistica del match. Comunque nell'occasione precedente forse c'è qualche dubbio sul contatto che ha visto De Luca cadere a terra in area di rigore. Rafael, pallone per Avironi che spinge il contropiede, si ferma, prova ad imbucare dentro il pallone, alla fine riesce a trovare Rafael. Jeff, Rafael, De Luca dentro per Rafael che prova a girarsi, sbaglia la conclusione Rafael, ma altra buona trama offensiva per il Real Rieti. Tanti minuti invece questa sera per Lucas Baroni che si sta prendendo quasi il minutaggio di Ramon Buonardite. Sì, anche perché comunque deve fare di necessità virtù Duda, manca Ramon, non stiamo vedendo Rizzi Raffigna, quindi sicuramente deve allungare le sue rotazioni, ne sta beneficiando Baroni, per lui un'occasione importantissima. Jeff all'indietro per Jelovcic, il pallone è sbagliato, transizione caos, Cabeza per Gabriel Micoli in 2 tempi, fa suo il pallone, poi si ferma, lo offre a Lucas Baroni. Baroni perde il pallone, va ancora a lottare, alla fine è lui a commettere fallo su Van der Salas. È il primo fallo della Real Rieti in questo secondo tempo. Fuori Salas, al suo posto Dimas. Torna il numero 77 del Caos. Cabeza, la conclusione tentata da Leleco. Prado per Dimas, Leleco rientra sul sinistro, si ferma, aspetta il movimento di Cabeza, pressato da Jeff. Cabeza torna indietro da Parrell. Dimas vuole l'1 contro 1 su Lucas Baroni, ancora Dimas. Baroni la tocca per Franco Jelovcic, in realtà è un assist per Parrell. Dimas 2 volte, doppietta di Dimas, 3-2. Caos Mantova torna in partita al Palamalfatti di Rieti. Eh sì Mattia, ma in questo caso la retroguardia amaranto-celeste ha sicuramente dormito, perché Dimas era solissimo all'interno dell'area di rigore. In un primo istante era stato bravissimo Micoli, poi la palla è riandata sui piedi di Dimas che non poteva fallire il gol del 3-2. Doppietta anche stasera di Dimas, 3-2 ha accorciato il Caos Mantova. Jeff dentro per Franco Jelovcic che prova a girarsi, il 19 Avironi vuole l'1 contro 1. Avironi sul sinistro, rientra sul destro, ancora le finte di Avironi, Moura da 1 centimetro si divora il 4-2, pazzesco Jacopo.
Mattia, questi sono gol che non si possono e non si devono fallire, perché in un momento del match come questo trovare immediatamente il quarto gol avrebbe tarpato le ali al Mantova. Intanto qui Moura, l'uscita di Prado, non c'è fallo, occhio perché può attaccare in superiorità numerica il Caos Mantova. Leleco, Cabeza, rientra sul destro, pallone per Micheletto che calcia Parrella, Micoli è bravo, questa volta in uscita, Micheletto la gira per Cabeza, le finte Avironi è bravo in chiusura, Jelovčić a pressare Leleco, sta venendo fuori una super partita al Palamalfati. Micoli in avanti per Jelovčić, Leleco di testa in rimessa laterale, sta venendo fuori una grandissima partita di futsal al Palamalfati. Assolutamente, sta rispettando le aspettative che avevamo su questa gara. Intanto rientra nel match Rodolfo Fortino che indica ai suoi compagni di utilizzare la testa, lo fa dall'alto di tutta la sua esperienza. È un momento nel quale il Real sta soffrendo, il sinistro di Fortino intanto si perde fuori. 13 minuti, 18 secondi, il 3-2 poco fa di Dimash, doppietta per lui. Jeff è qui a lottare con Cabeza che se ne va sulla linea di fondo, poi scivola, sarà rimessa laterale, rimessa dal fondo, chiedo scusa, per il Real Rieti. Chiede il pallone Moura, Jeff, Moura, dentro per Rodolfo Fortino, Jelovčić, Moura, prova ad andarsene in 1 contro 1, è bravo questa volta Davide Moura che la mette dentro. Prado sarà rimessa dal fondo, voleva un tocco Moura, occhio qui a Jukka Kitola che prova a calciare di sinistro, pallone fuori, Moura, un pallone dentro per Franco Jelovčić che calcia, pallone che scheggia l'incrocio dei pali, partita che sta correndo in questo secondo tempo ad un ritmo esasperato. Sì, dopo un avvio di secondo tempo soft il match si è acceso dopo il gol del 3-2 di Dimas e in questo momento stiamo vedendo un bellissimo futsal qui al Palamalfati, 12 minuti e 47 secondi al termine della gara. Intanto vediamo che c'è una piccola scaramuccia fra dei giocatori in panchina del Mantova e i tifosi del Real Rieti. Un match fermo in questo istante, dicevamo la gara si è accesa dopo il gol di Dimas e resta un match tutto da seguire perché il Mantova dà l'impressione di poter agguantare il Real e al tempo stesso il Real può trovare il gol del 4-2. Micheletto, pallone per Jukka Kitola, Bueno si gira su Franco Jelovčić, va Bueno che calcia in diagonale, Lorenzo Bueno completa la rimonta, il Caos Mantova, è un gran gol del numero 11 e questo potrebbe tagliare le gambe al Real Rieti, ma Bueno ha fatto letteralmente un grandissimo gol, se n'è andato in banda sinistra e con la puntata ha battuto un incolpevole Micoli, la palla ha dato un bacio al palo e si è insaccata in rete. Pareggia i conti il Caos Mantova, gran gol di Lorenzo Bueno e adesso tutta l'inerzia è per la squadra di Milella che ha completato la rimonta al Palamalfati, era sotto 3-0, Fortino, Jelovčić, Rafael per Rodolfo Fortino, Moura dentro per Rafael, pressato da Micheletto, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. 12 minuti 15 secondi dal 3-0 al 3-3 al Palamalfati. Moura, Jelovčić, ancora l'imbucata dentro sbagliata da Franco Jelovčić che torna sul pallone, prova ad andarsene, ancora Jelovčić, triplicato, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Jelovčić, Moura, si ritrova lì il pallone, alla fine viene chiuso in rimessa laterale da Loris Di Guida. Jelovčić scambia con Davide Moura, poi cambia lato per Rafael che sbaglia il controllo, la regala a Di Guida. Micheletto sbaglia, questa volta il tocco. Rimessa laterale, Real Rieti, 11 minuti 40 secondi, 3-3, Jelovčić, Rafael ancora per Franco Jelovčić, pallone di ritorno per il numero 11, Fortino per un attimo, poi è Rafael a spizzarla indietro, quanto basta per Davide Moura. Jelovčić qui chiuso
da Di Guida in rimessa laterale. 11 minuti 30 secondi, adesso l'inerzia psicologica è completamente girata. Eh sì, e soprattutto stiamo vedendo un Real che è calato dal punto di vista fisico. Non sappiamo se la squadra amaranto-celeste stia un attimo tirando il fiato, però non riesce più a tenere l'intensità che aveva tenuto fin qui e il match è ancora lunghissimo perché mancano 11 minuti e 30 secondi. Rafael se ne va, calcia sul secondo palo, pallone fuori di poco, non c'è stato tocco da parte di Prado e dei giocatori del Caos Mantova. Sarà semplice rimessa dal fondo. Prado per Di Guida, scambia con Chitola, Micheletto, Moura ad anticipare, ancora Davide Moura 2 volte, alla fine il pallone che finisce fuori Di Guida. Jelovčić per un attimo, Di Guida all'indietro per Prado, Bueno, Di Guida, Micheletto ancora per Bueno, Chitola. La pressione di Rafael, pallone tra le mani di Prado, Di Guida a toccare per Chitola, questa volta il tocco è lungo, sarà rimessa laterale per il Real Rieti che rimette nella mischia Jeff. È il momento più difficile della partita per il Real. Assolutamente, Real che sembra in difficoltà dal punto di vista fisico ma anche mentale, perché comunque dopo una prima frazione ottimamente giocata il Real si trova sul 3-3 grazie anche comunque alla veemente reazione del Mantova che sta dimostrando sul campo la posizione in classifica che occupa. Vedremo come finirà questo match, ma sicuramente le emozioni non sono finite. Mateus, Dimash, Chitola prova a girarsi, viene chiuso da Franco Jelovčić. Rafael, Jeff, Jelovčić dentro per Rodolfo Fortino che si gira, calcia in diagonale ad un passo dal 4-3 Rodolfo Fortino che chiedeva un tocco da parte di Prado. Adesso lascia il campo ad Avironi. Parrell, Dimash, su di lui c'è Rafael, pallone toccato per la conclusione di Mateus che colpisce in pieno un giocatore della Real Rieti. Sarà rimessa laterale per il Caos Mantova. 10 minuti 24 secondi, 3-3 al Palamalfatti, rimontona del Caos con la doppietta di Dimash ed il gol di Bueno. Parrell, Dimash, Leleco pressato, pallone per Mateus. Avironi prova a calciare, è stato sporcato il pallone. Dimash a lottare con Jeff, prova a girarsi Dimash, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Jeff chiede che venga asciugato il parquet, arriva adesso lo spazzolone anche utile per riprendere fiato. Siamo a metà del secondo tempo. Quali ultimi 10 minuti dobbiamo aspettarci, Jacopo? Sicuramente 10 minuti intensi, perché il Mantova sta dimostrando di non volersi accontentare di questo pareggio e dal canto suo il Real vuole riportarsi avanti dopo un primo tempo ottimamente giocato dagli amarantocelesti. De Luca, pallone per Jeff, rientra sul sinistro, pensa per un attimo alla conclusione, vuole l'imbucata per Avironi che si scusa con il capitano della Real Rieti. Non si sono capiti i due in questa circostanza. Rafael all'indietro per Jeff, De Luca rientra sul sinistro, Rafael, Jeff, Avironi vuole sfidare Leleco, si la sposta sul sinistro e calcia. Pallone alto questa volta di Avironi che sta giocando una grandissima partita, Jacopo. Sì, forse possiamo dire che è il migliore in campo del Real, sia per i 2 gol ma sia per la personalità che sta dimostrando. Non disdegna mai il dribbling, quando c'è da tirare calcia in porta e offensivamente è l'uomo più pericoloso del Real anche in questo momento di difficoltà. Rimessa laterale per il Real Rieti. De Luca, Jeff dentro per Avironi a lottare proprio con Leleco. Jeff, l'1 contro 1, se ne va Jeff che la mette
con il destro che non è il suo piede, o almeno voleva metterla sul secondo palo. Non ha trovato la soluzione che cercava il capitano della Real Rieti, Parrella. Dimash, Jeff, spizzare il pallone, Leleco, Parrella, Mateus, Parrella, Dimash, torna indietro da Parrella, Mateus, su di lui c'è Rafael, Dimash, ancora per Mateus, scambiano i due, Parrella, Mateus, ancora per Parrella, possesso palla prolungato del Caos Mantova, De Luca in chiusura su Dimash, duello tra numeri 77, Mateus, Dimash, pressato da Massimo De Luca che alla fine lo tocca per ultimo, sarà rimessa laterale per il Caos Mantova. 8 minuti 25 secondi, pronto a tornare Davide Moura per il Real Rieti. Mateus, Leleco, ancora per Mateus, Avironi qui a lottare su questo pallone, lo sfila a Parrella, pressato, va indietro da Jeffe, buona giocata qui di Avironi, Jeffe, Rafael controlla il pallone, la scarica ancora all'indietro per Avironi, De Luca, Jeffe, dentro per De Luca che prova a girarsi, viene chiuso in rimessa laterale, è finito a terra Mateus, fuori Rafael, dentro Fortino, fuori anche Jeffe, al suo posto pronto a tornare Davide Moura. Vediamo una maglia nera indossata da Avironi, Jacopo, possibile indizio di portiere di movimento per il Real Rieti. Moura, qui il tocco per Avironi che però non era salito. Non si è capita qui la panchina della Real Rieti. Time out chiamato dal Caos Mantova. Fine della time out, tornano in campo le due squadre, sarà rimessa per il Caos Mantova. Micheletto all'indietro per Chitola, Parrella, Cabeza sbaglia qui il controllo, si dispera il giocatore del Caos Mantova. Micolè per De Luca, Avironi, Fortino, ancora per Avironi, dentro per Rodolfo Fortino, pallone di ritorno per il numero 10 che si ferma, torna indietro da Moura, Fortino, la lascia lì per Moura, anticipato da Cabeza, sarà rimessa dal fondo per il Caos Mantova. Ultimi 7 minuti e 31 secondi.
aveva perso una scarpa Cabeza, per questo si sta ritardando l'inizio del gioco. Eccolo il fischio. De Luca in pressione su Parrella. Micheletto rientra sul sinistro, Cabeza prova ad andarsene a Moura, poi scarica per Chitola. Micheletto, Parrella, Moura a pressare Cabeza che prova a calciare. De Luca all'indietro per Micoli, lo scarico corto su Avironi che prova a spingere per un attimo la transizione. De Luca, Moura dentro per Fortino che aveva fatto movimento dalla parte opposta. Chitola, Parrella, pallone in avanti per Cabeza che controlla, prova ad andarsene su Moura che lo chiude 2 volte. Avironi può spingere la transizione, pallone per Moura, Moura calcia, Prado sul primo palo gli dice di no e la mette in calcio d'angolo. Ci ha provato Davide Moura. 6 minuti 42 secondi, corner per il Real Rieti. Jelovčić, pallone per Moura, vuole l'1 contro 1, calcia con il sinistro. Prado ancora la mette in calcio d'angolo. Moura per Fortino, Rodolfo Fortino, doppietta del numero 20, 4-3 Real Rieti. E nel momento più difficile del Real forse era l'uomo che poteva togliere le castagne dal fuoco, il mancino che riporta il Real avanti. Ancora Rodolfo Fortino, 4º gol in 2 partite per lui. Doppietta di Fortino, doppietta di Avironi, rimette il naso avanti il Real Rieti al Pala Malfatti. 6 minuti e 32 secondi da giocare. Di guida ancora ad intercettare Fortino. Jelovčić vuole l'1 contro 1, se ne va Franco Jelovčić che si allunga il pallone, ma c'è stato fallo nei suoi confronti, sarà calcio di punizione per il Real Rieti. Jelovčić sul punto di battuta. Si fa vedere Raffaella, il pallone per Moura che controlla, calcia, se l'è allungato troppo però Davide Moura. Errore qui del numero 2, spesso Moura è impreciso al momento di finalizzare, cioè di andare al tiro in porta, Jacopo. Sì, ma glielo si può anche concedere perché comunque dietro dà tanta sostanza. Vediamo che quando esce lui il Real va molto in difficoltà. Lui è molto bravo a tenere a bada l'attacco del Mantova, si sta alternando con Jeff e forse con Jeff il Real guadagna sicuramente in fase di impostazione. 5 minuti 57 secondi. Rimessa laterale per il Real Rieti che ha rimesso il naso avanti con Rodolfo Fortino. Pallone messo in mezzo, la chiusura qui di Jeff che secondo gli arbitri è andato a commettere fallo su Bueno. Si scusa Jeff, è il secondo fallo di squadra per il Real Rieti. Calcio di punizione per il Caos. Chitola di guida, Micheletto, Jeff protegge l'uscita di Peppe Micoli, poi vuole il movimento di Jelovčić, si fa vedere alla fine Rodolfo Fortino. Rafael Fortino di ritorno per Rafael, troppo lungo però il suggerimento di Rodolfo Fortino. 5 minuti 37 secondi, 4-3 Real Rieti. Bueno di guida, pallone dentro ancora per Bueno, controlla Peppe Micoli, lascia sfilare il pallone oltre la linea di fondo.
Rafael Jelovčić. Rafael di ritorno per Franco Jelovčić, il pallone però è leggermente troppo lungo. Non era male questa combinazione tra Rafael Jelovčić, che aveva tagliato fuori due difensori del Caos di guida. Leleso, pallone per Loris di guida. Bueno, pressato da Jeff. Rafael a raddoppiare, Jelovčić a completare il recupero. Avironi, Jeff, Rafael, vuole il movimento di Avironi, ecco il numero 10, si ferma, si gira, Avironi! Tripletta del numero 10, 5-3, Real Rieti. Ai piedi di un 2001 il Real Rieti, una squadra con tanta esperienza, trova in un giocatore classe 2001 3 gol in una serata molto importante. 5-3 Real Rieti, 4 minuti. Bueno, chiuso da Avironi, di guida. Leleso, pressato da Jeff, poi sbaglia il pallone, si ripartirà dalle mani di Peppe Micoli. Lo reclama Jelovčić, vuole lungo però per Avironi, controlla il numero 10, pallone toccato in rimessa laterale da Leleco. Pallone di Jeff per Avironi, che era andato dalla parte opposta, classe 2001, 4 gol in 2 partite. Lo dicevo ad inizio match, aveva già dato segnali a Catania quando era arrivato a Rieti da poco, nella seconda partita si era visto meno, ma comunque ad Asti aveva timbrato il suo primo gol. Questa sera ha timbrato una tripletta, si è preso letteralmente la squadra sulle spalle. Classe 2001, sicuramente ha un futuro davanti a sé e soprattutto lo aiuta anche il fisico di cui è a disposizione. Sarà calcio di punizione per il Real Rieti. Jelovčić la tocca per Rafael, che la gira per Avironi, pallone salvato sulla linea da Van der Salas, ancora vicino al gol Avironi. Jelovčić, Rafael pressato da Dimas, non c'è fallo, arriva l'anticipo di Jelovčić che porta il pallone, se ne va Franco Jelovčić che si prende la rimessa laterale e gli applausi del pubblico del Palamalfatti. Era cambiata l'inerzia del match, Real ha trovato il gol del 4-3 e ha riportato l'inerzia dalla sua parte. Adesso sta giocando veramente bene la squadra amaranto-celeste. Rafael, Jeff, pallone intercettato, poi a Jeff va a commettere fallo su Dimas, è il credo quarto fallo di squadra, anzi il terzo fallo di squadra per il Real Rieti, ne ha commessi 2 il Caos Mantova. 3 minuti 56 secondi. Leleco, pallone per Parrella, Leleco, Salas pressato da Jelovčić, tanto è arrivato il fallo commesso da Franco Jelovčić ai danni di Salas. Cambi per il Real Rieti, perché arriva il portiere di movimento del Caos Mantova, un po' come diciamo nel football americano, quintetto di specialisti in campo per il Real. Sì, anche perché occhio al portiere di movimento del Caos Mantova, perché ha già portato un prezioso punto al Palapizza di Pesaro, quindi Duda mette in campo tutti gli uomini migliori per difendere questo portiere di movimento. Torna a giocare al Palamalfatti
portiere di movimento del Caos Mantova. Chitola, Leleko, pallone per Chitola, Parrella, Dimash, ancora per Parrella, si muove la difesa della Real Rieti, Dimash, Parrella, Leleko, Parrella, ancora per Dimash, muove velocemente il pallone, il Caos Mantova. Pallone respinto da Micoli. Chitola, Dimash, ancora per Chitola, Mateus, Leleko, Mateus la lascia lì, recupera Rafael che prova a spingere la transizione, se ne va in campo aperto, Rafael calcia, Chitola a murarlo in rimessa laterale. Rimessa laterale, Real Rieti, 2 minuti 48 secondi, vietato dire che questa partita sia chiusa, Jacopo. Assolutamente d'accordo, e intanto Dimas stava recuperando un pallone pericoloso, però si è perso lungo la linea laterale, vietato dire che sia chiusa perché comunque il Mantova sta dimostrando di essere pienamente in gara. De Luca scambia con Davide Moura, poi offre il pallone a Rafael. Moura porta il pallone, De Luca prova a restituirglielo di ritorno, non era male questa trama, ancora portiere di movimento per il Caos Mantova, 2 minuti 28 secondi, Leleko, pallone per Jukka Chitola, Parrella, Dimash, Parrella, muove il pallone la squadra di Milella, Chitola, Dimash, ancora per Dimash, Cabeza, Chitola, Parrella, Leleko, Chitola, Parrella, si muove il Real, muove il pallone il Caos, 1 minuto 56 secondi, Parrella dentro per Cabeza, ancora fuori per Parrella, Chitola, Cabeza, Dimash controlla, non ha spazio per calciare, la lascia lì per Chitola che sbuccia con il mancino. Si è mossa bene Jacopo la difesa dei Rieti, è arrivato un tiro quasi costretto, quasi di frustrazione del Caos. Sì, brava la difesa del Reale, nonostante comunque il Caos muovesse bene la palla e con velocità le rotazioni dei giocatori amaranto-celesti sono state portate con i tempi perfetti e non hanno consentito al Mantova di avere una chiara, nitida occasione da gol. Si ripartirà dalle mani di Giuseppe Micoli, pallone in avanti per Rodolfo Fortino, troppo lungo il suggerimento di Micoli. Chitola, Dimash rientra sul destro, offre il pallone a Lelezzo, rientra il portiere di movimento del Caos Mantova. 1 minuto 30 secondi, Parrella scambia con Dimash, ancora Parrella, Chitola, Leleko, Parrella, Cabeza dentro per Dimash, il tocco sotto di Dimash su Micoli, ci ha provato, sarebbe stato un Eurogol questo di Dimash. Micoli va lungo da Fortino, la chiusura di Chitola di testa, poi quella di Moura che la mette direttamente in rimessa laterale. 1 minuto 12 secondi. Parrella, Chitola, ultimi assalti del Caos Mantova che deve recuperare 2 gol alla Real Rieti, qui al Palamo Alfatti. Parrella, Cabeza, Parrella, stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco in questo momento, pallone dentro per un attimo Micoli, poi il palo e il pallone che termina fuori. Micoli va lungo per Rafael, la chiusura di testa di Chitola, poi Leleko pressato da 2 giocatori del Real Rieti, sarà rimessa dal fondo. 50 secondi di sofferenza per il Real. Sì, e comunque è discutibile un po' la scelta del Real
che lascia al Mantova la possibilità di mettere il portiere di movimento invece di andare in pressione alta e fa scorrere secondi sul cronometro. Parrella ha spazio sul sinistro, lo prova, respinge la difesa della Real Arieti. Chitola, 30 secondi, Parrella, Cabeza, Dimas calcia, il pallone finisce fuori, quello di Dimas, sarà rimessa laterale per il Real Arieti, ultimi 24 secondi. Moura, Rafael sbaglia qui il tocco, gli ha servito una cannonata di ritorno. Moura, ultimi 20 secondi di gioco. Parrella dentro per Cabeza che calcia, non c'è stato tocco di Micoli, anzi sì, secondo gli arbitri. Si accusa sportivamente adesso del tocco Davide Moura, ultimi 16 secondi. Cabeza all'indietro per Parrella, ancora per Cabeza, pressato da Moura. Parrella, 10 secondi, Leleco prova il tiro, Rafael Lomura in rimessa laterale, vede lo striscione del traguardo il Real Arieti. Gli arbitri fanno sedere. Ultimi 8 secondi, Parrella, Dimas all'indietro per Parrella, ma è finita qui. Real Arieti batte Caos Mantova, ultimo secondo qui al Palamalfatti. Pallone scodellato per la conclusione al volo di Chitola, finisce qui. Real Arieti con grande sofferenza batte un enorme Caos Mantova al Palamalfatti. Sì, assolutamente, complimenti al Mantova per la partita che ha giocato qui al Palamalfatti, altrettanti complimenti a Real. Dopo un ottimo primo tempo ha vissuto un momento di difficoltà nella seconda frazione, poi è stata brava a non disunirsi, a riportarsi nuovamente avanti e a poi a contenere i nuovi attacchi del Mantova. Il Real porta a casa 3 punti pesantissimi. Terza vittoria consecutiva per il Real Arieti, prima sconfitta in questo campionato per un grande Mantova che merita pieni gli applausi del Palamalfatti di Rieti. Ribadiamo il punteggio finale: Real Arieti batte Caos Mantova 5-3. Un saluto e un buon proseguimento di serata da Mattia Esposito e Jacopo Persico.